1-0 in classifica, da cancellare al più presto. La Napoli del basket fa appello alla sua tifoseria, va sul mercato e si prepara a ricevere l'Umana Reyer Venezia in un match che dirà molto sul proseguo del campionato della squadra campana. Si va e la palla viene raccolta per la prima giocata. Il consegnato per De Nicolao, il blocco di Totè. Ancora Green, mette i piedi davanti a canestro, marcato da McGruder, si alza Green per il secondo, tiro da 3. Casarin nell'angolo per Sims che ha appena segnato da 3, segna nuovamente Amir Sims, percentuali altissime in questo inizio di match. Rimane lì a bloccare Totè, 5 secondi per andare al tiro, si alza Copeland ed è time out. Alzata per l'inchiodata di Kabengele. De Nicolao per Bentil, finta il tiro, poi si ferma e gli lasciano spazio e Bentil tira. Non è sicuramente la specialità della casa. 2 su 4 da oltre l'arco per Zach Copeland. Giocatore dal 33.3, dal tiro da 3, percentuale destinata a salire. Casarin, bel gioco a 2, splendida giocata. Copeland che riceve e rispedisce fuori in qualche modo, altro passaggio difficile. Napoli comunque si salva sempre e va a canestro con Copeland, incredibile. Poi spinge il contropiede, cost to cost per Davide Casarin. Sale Drezniak, arriva l'aiuto di Wilcher, si allarga il bosniaco che tira da 3 e questo è un gran bel canestro importante per Napoli. Riceve Totè, quindi Bentil, il taglio di De Nicolao che è rimasto per un attimo solo, secondo taglio di Williams, bravissimo Bentil. Manning prova a partire su Wilcher, cambio di mano, arriva fino in fondo, grande giocata di Charles Manning Jr. Questa veramente merita tutti gli applausi del Pala Barbuto. Ancora De Nicolao, parte lui, si alza in sospensione, questo è un canestro che fa malissimo alla difesa di Venezia. Esce Moretti, il pallone però è per Parks che va ad attaccare Drezniak, gancio di Parks alla Magic Johnson, se mi passate il paragone. Ball handling per il 32 maglia Napoli, nell'angolo per Bentil, si alza per il tiro da 3, Benjamin Bentil, l'ultimo che ci saremmo aspettati di veder tirare da 3 in un momento così caldo della partita. E che dire altro, applausi a Benjamin Bentil. Kabengele fischia il pubblico, arriva il consegnato per McGruder con Kabengele, lui che si alza da 3, sbaglia però, arriva McGruder, rimbalzo offensivo, Widel da 3, sbaglia anche lui, rimbalzo offensivo, ancora McGruder, ancora da 3, sbaglia anche lui, rimbalzo offensivo, è incredibile match, manca 2 secondi, il canestro da 3 col fallo e può andare a tirare per vincere dalla lunetta McGruder. Pazzesco finale, pazzesco finale, pazzesco finale. McGruder col tiro libero partita, non lo sbaglia, Venezia avanti di 1, time out, 9 decimi per andare al tiro, si va, De Nicolao per la rimessa, attenzione, attenzione il fallo prima della rimessa, silenzio a Pala Barbuto, sbaglia Drezniak, vediamo se ci riesce Napoli ad andare al tiro, serie di blocchi, la rimessa per Bentil, l'anticipo, finisce qui, vince Venezia, una partita pazzesca, vince Venezia 81-80, merita l'applauso comunque la squadra di Napoli. Noi dobbiamo essere meglio, tutto buono è successo per noi in ultimi 2 minuti, abbiamo fatto 2 time out,
con due tiri da tre. Penso che oggi abbiamo avuto un po' più, come si dice, luck, fortuna che loro. Se vinto Napoli lo stesso merita.